Aleluia! Pega as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, 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 poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos, aleluia, aleluia. Digno de louvor, tu és santo.
Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi si è chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua verità, quel che intorno a me diventa ombra, nella luce tua si
Buongiorno a tutti, pace del Signore, benvenuti alla nostra preghiera del mattino, un programma mattinale della Shea Adamit, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionária in Italia. Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar. Glória a Gesù. Vorrei dare i benvenuti a tutti stamattina. Che Dio vi benedica in nome di Gesù. Io sono il missionario Victor Lopes e questa è la nostra preghiera del mattino. Ogni mattina da lunedì al venerdì siamo qui in diretta con i nostri fratelli su questo canale di YouTube. Se non siete ancora iscritti, io vi invito a iscriversi su questo canale, fa la tua iscrizione, pigia su campanello delle notifiche e lascia tuo mi piace, condivide, così potrai aiutarci ad arrivare a altre persone, perché ogni volta che la diretta o un video c'è un quantitativo di mi piace o di condivisione, YouTube vede che questo video è importante e ogni volta che una persona cerca preghiera, YouTube offrirà a loro la preghiera del mattino, quindi potremo arrivare dove noi non sappiamo, ma che il Signore possa espandere la nostra voce come ha fatto con la voce di Giovanni Battista, e che la folla possa venire nel deserto, gloria a Dio, per ascoltare la parola di Dio, perché questo programma è un programma della parola di Dio. Vorrei mandare un abbraccio, un saluto a tutti i nostri fratelli che sono con noi, iscritti, che partecipano già della preghiera e altri che sono qua per la prima volta. Chi è qua per la prima volta vorrei anche salutare con la pace del Signore, che Dio benedica la sua vita, famiglia, e se avete una richiesta specifica da fare, fatela, perché saremo in preghiera adorando Gesù Cristo nostro Signore. Amen. La lettura biblica di oggi, noi stiamo leggendo la Bibbia in un anno e la nostra lettura biblica di oggi si trova in Esodo, capitolo di numero 32, 33 e 34. E finiremo leggendo anche Filippesi, capitolo 3. Amen. Glória a Gesù. Un abbraccio grande a tutti i nostri assistiti del progetto Non Sei Solo. Glória a Dio. Questo è il nostro progetto, Non Sei Solo. Che Dio benedica tutti i nostri assistiti, quelli che partecipano della classe di italiano, quelli che ricevono il pacco alimentare, la terza età. Che Dio benedica tantissimo i nostri fratelli e anche i volontari del progetto. Dio benedica i missionari, i volontari, in nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Facciamo una preghiera e subito dopo noi già leggeremo la parola di Dio. Glória a Gesù. Signore è grande. Glória a Dio. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli di Firenze, di Pisa, Pomarance, Verona. Che Dio benedica a tutti in nome di Gesù. Tutti i nostri carissimi fratelli, in nome di Gesù, un abbraccio a voi. Preghiamo. Signore Gesù, siamo qui nella tua presenza, vogliamo ringraziarti per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di poter essere qui insieme adorando il tuo nome.
Grazie Signore, perché tu sei buono, sei fedele, sei con noi ogni tempo. Grazie per la tua bontà, per la tua misericordia. Grazie Signore perché veramente non meritavamo, ma la tua grazia ci ha raggiunto alla tua presenza. Eravamo lontani, persi, ma tu ci hai riscattati, Signore, dalle mani di Satana, dal mondo, dal peccato, e ci hai messi su una roccia. Grazie Gesù per il perdono. Grazie perché tu hai scritto i nostri nomi nel libro della vita. Grazie Signore per la presenza del tuo Spirito in noi, per la guida del tuo Spirito in noi. Grazie per il consolo, per la consolazione del tuo Spirito in nostra vita. Grazie per la spinta che ci dai ogni mattina, Signore, ogni giorno. Grazie per i nostri fratelli, grazie per i soli, per questo giorno in più che abbiamo per lavorare, per fare le attività, ma soprattutto per dare gloria al tuo nome. Signore, in nome di Gesù, ti prego di levare da noi ciò che non ti piace, l'orgoglio, la soperbia, l'invidia, tutte le opere della carne, Signore, che tu possa levare da noi e che possiamo, Signore, generare, avere in noi il frutto dello Spirito Santo. Gesù, grazie per la tua bontà, grazie perché soltanto tu puoi fare questo in noi. Eravamo nelle tenebre e tu ci hai trasportato alla meravigliosa luce. Grazie per la vita dei nostri fratelli, quelli che sono in diretta stamattina e quelli che non possono essere perché sono al lavoro, perché stanno fuori, ma che tu possa raggiungere ancora altri in questo progetto missionario, che il tuo nome sia glorificato tramite la nostra fede, tramite ciò che dichiariamo, Signore, perché questo è ciò che vince il mondo, è la nostra fede. Signore, ti prego di rivestirci di tutta la tua armatura, che possiamo restare saldi in preghiera, comprendendo che la nostra lotta non è contro carne né contro sangue. La tua parola dice che molte sono le afflizioni del giusto, ma di tutte tu lo liberi. In nome di Gesù, Signore, porta un sollievo a questa sorella, a questo fratello, di questa lotta, di questa battaglia che sta combattendo. Falla capire che sei tu, che sei il generale, che sei avanti in questa battaglia, in questa lotta. Signore, la tua parola dice che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Tanti, ma non importa, perché la tua parola dice anche che combatteranno contro di te, ma non prevaleranno su di te. Alleluia, gloria a Gesù, innalzato sia il nome santo e potente del nostro Dio. Tu sei il Geova Rafa, ma questa mattina, Signore, tu mi hai detto presto, io sono Geova Jireh, il Dio che provvedi. Oh Gesù, su monti Moria, dove c'era Abramo e Isacco, un altare, la legna, il coltello, ma dov'era l'agnello?
Isacco ha domandato a suo padre: dov'è l'agnello? E Abraamo ha risposto: Jeová Jireh. Jeová Jireh, Dio provvederà. Alleluia. Oh, glória, alleluia. Tu sei il Dio che provvedi. Provvedi la guarigione stamattina per chi ha bisogno. Provvedi pace per chi ha bisogno. Visita queste persone che hanno perso un caro suo lì in quel terremoto. Vedi, Signore, quei bambini che diventarono orfani, ma la tua parola ci consola dicendo che tu sei il padre degli orfani, tu sei marito delle vedove, sostieni quelle donne vedove, Signore, che hanno perso suoi mariti lì in quello disastro. Signore, vedi quegli bambini orfani che hanno perso i suoi genitori. Abbia pietà, sostieni, prepara un futuro brillante nella tua presenza. Benedice la Chiesa che c'è in Turchia, la Chiesa che c'è in Siria. Oh Gesù, porta consolo ai tuoi servi, a quelli che restarono vivi, perché la tua parola dice che per i morti segui il giudizio. Oh Signore, che possiamo, Signore, fare valere la pena ogni secondo nella tua presenza, che possiamo fare valere la pena ogni minuto che tu ci dai. Deibia surimi colbia foriga. Signore, ti prego, Gesù, assiste quelle persone lì, assisti, Signore, i nostri cari fratelli delle chiese, quelli che non sono neanche credenti, ma che possano, Signore, tornare a te. In nome di Gesù, oh Padre, in nome di Gesù, opera, Signore, un grande risveglio spirituale. Opera un grande risveglio spirituale a Firenze, a Pisa, Pomarance. Signore, un risveglio spirituale a Verona. In nome di Gesù, porta un risveglio spirituale in Italia. Signore, ti prego per il quartiere di Isolotto. Signore, stabilisce la tua opera lì, ci guida, ci conferma, apre le porte, ci fa credere, ma provvedi, Signore, ciò che è necessario. Fai il tuo miracolo, Gesù, fai ciò che noi non possiamo fare. Agisce per noi, parla ai cuori induriti, manda via lo spirito di infermità, lo spirito di mancanza di animo, di debolezza, in nome di Gesù. Noi lo leghiamo e diciamo via in nome di Gesù. Visita, Signore, Denisa stamattina. Opera, Signore, nella vita di Denisa, in nome di Gesù, Padre. Opera. In nome di Gesù, Signore, continua lavorando in lei, ma fa andare via, Signore, tutto il male, in nome di Gesù, che tu possa ristabilire la sua salute e che lei possa, Signore, essere restaurata fisicamente, come sana la sua anima, così sia il suo corpo, in nome di Gesù. Ti prego per tutti i nostri cari fratelli,
per quelli che ci vedono su questo canale, quelli che vedranno dopo. Signore, dà un abbraccio stamattina in quest'anima che ha sete, in quest'anima assetata. Oh Gesù, dei cama subrimintrio bripcobia fa. Abbraccia Gesù quest'anima, questa persona, questo cuore triste, abbraccia Signore, dà un abbraccio. Oh, alleluia. Porta il consolo, ti prego, per Pastore Junior e tutta la famiglia, quando oggi è il sepoltamento della sua moglie, la missionaria Natalia. Signore, ti prego di consolare lui, il bambino e tutta la sua famiglia. Lei è con te, che tu possa portare il consolo che soltanto il tuo spirito dà. In nome di Gesù, Padre, ti prego, Signore, di abbracciarli stamattina. Ti prego di benedire ogni famiglia con la benedizione della salvezza. Oh Gesù, parla con noi tramite la tua parola. Ti prego per la richiesta della sorella Pinuccia a Verona, per le sue figlie Angela e Gaia. Signore, per il suo marito. Gesù, che tu possa operare liberazione, salvezza e trasformazione. In nome di Gesù, oh Padre, opera nella vita della famiglia della sorella Pinuccia. In nome di Gesù, dia a lei la forza e sia ancora con lei fino alla fine. In nome di Gesù. Ti prego, Signore, per tutti i nostri fratelli. Ti prego per il progetto Non Sei Solo. Signore, manda ancora operai per questo progetto. Signore, che tutti i volontari siano, Signore, felici, che tuo Spirito porti una gioia nei cuori, nel servizio, in amare il prossimo, in servire gli altri. Vedi le classi di italiano. Signore, ti prego, Padre, per quelli che sono così un po' deboli, che non hanno la costanza. Signore, che tu possa, oh Gesù, lavorare nella loro vita, rinforzandoli. Rinforzali, Signore, come tu hai fatto con quello zoppo alla porta chiamata Bella del Tempio. E tu hai, Signore, alzatoli, lo hai messo in piedi, hai rinforzato le sue caviglie, i suoi piedi, hai messi diritti in nome di Gesù, in nome di Gesù, in nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Grande è il Signore. Stamattina, mentre ero in bagno, facevo la doccia, parlavo con Gesù e mi è venuto lui dicendo: io sono Jehovah Ire, il Dio che provvede. Io non so qual è la tua necessità, fratello, sorella, ma vorrei dirti che Jehovah Jireh è con te. Alleluia, gloria a Dio. Leggiamo la parola di Dio che si trova in Esodo, capitolo 32, dopo 33 e 34. Vorrei fare una richiesta di preghiera per i nostri alunni della scuola missionaria, il vivaio che inizierà
il 21 e il 25 febbraio. Sarà una benedizione in nome di Gesù. Preghiamo per questi ragazzi che parteciperanno, perché, fratelli, dirò una cosa, non è facile essere coinvolti nel mondo spirituale, non è facile, perché noi viviamo in un piano terreno dove tutto è materiale, dove tutto vive, respira il materiale, ma lo spirituale è essenziale e noi non siamo solo spirito come Dio è spirito. La Bibbia dice che Dio è spirito, ma noi no, noi siamo esseri tricotonici, abbiamo corpo, anima e spirito, siamo formati di materia, sentimenti e coscienza e vita, materia, sentimenti, coscienza che sono insieme e vita. Amen. Quindi abbiamo bisogno, abbiamo necessità. Ma interessante è che quando Gesù è venuto sulla terra, lui diceva che non è solo di pane che vivrà l'uomo. Lui ha insegnato alle persone e anche a noi che lui sa delle nostre necessità, ma non possiamo essere schiavi delle nostre necessità. Dobbiamo essere servi di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e lui farà altre cose. Ciò che i tuoi bisogni provvederà il Signore. Gloria a Dio. Quindi preghiamo per questi ragazzi che stanno dando un passo. A volte noi vogliamo fare grandi sacrifici perché abbiamo bisogno di una vittoria, abbiamo bisogno di una cosa. Davanti a noi a volte c'è una necessità e noi a volte ci impegniamo a sacrificarci per cercare Dio per quella cosa. Ieri ho risposto una domanda di una persona che dico ora qui, non dirò la persona, ma è importante che anche altri sappiano. La persona mi ha domandato: pastore, si può fare un digiuno con diversi propositi? Io l'ho spiegato dicendo che il digiuno io ho spiegato così, che il digiuno è un sacrificio, un'offerta e la dimostrazione di totale dipendenza da Dio. Egli può, scusatemi, il digiuno può essere fatto anche senza un proposito. Perché quando parliamo un proposito sempre da raggiungere una cosa, una questione, ma può essere fatto anche senza un proposito materiale, voglio dire, un proposito particolare suo, ma può essere fatto anche e deve essere fatto anche per santificazione e la ricerca dello spirituale. Però se è fatto con un proposito personale, deve essere un proposito. Io sono in digiuno per questa ragione e basta.
Però io sono cresciuto, sapete che io sono stato tutta una vita in questa mia chiesa, mi sono convertito, cresciuto, sposato, sono diventato pastore, missionario, sono consacrato pastore, missionario, tramite, sempre nella mia chiesa, non sono mai stato in un'altra. E quindi io ho cresciuto imparando che noi credenti dobbiamo almeno una volta alla settimana fare un digiuno per santificazione. È biblico, Paolo insegna questo, che questo digiuno sia nella tua agenda settimanale, che tu possa avere questo giorno di digiuno, però tu non puoi aggiungere un digiuno per questo. Questo è un digiuno per la mia vita, allora farò un digiuno per tutto, per questo, per quell'altro, per quell'altro, per quell'altro. No. Se tu sei in digiuno per la tua vita, per santificarsi, fai questo digiuno per santificarti. Se tu hai altri propositi, fissa un altro giorno e digiuna per quel proposito. E ci sono persone che digiunano per tante cose, ma non digiunano per sé. E è evidente la sua vita. Nella sua vita c'è l'evidenza, perché il digiuno fa per altri o per le cose. Ma quando non fai per sé, non c'è campo pronto per lo Spirito seminare. E lo Spirito Santo sta cercando un campo pronto, lavorato. E il digiuno è il modo che Dio lavora in noi, che ci fa diventare fertili spiritualmente. Amen? Leggiamo la parola di Dio, capitolo 32 di Esodo. La parola dice: il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aarone e gli disse: facci un Dio che vada davanti a noi, perché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Aarone rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli, delle vostre figlie, e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aarone. Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampò, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aarone vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: domani sarà festa in onore del Signore. L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Allora Mosè supplicò il Signore, il suo Dio, e disse:
Perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero: Egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra. Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo. Darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà per sempre. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le 2 tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. E le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Ora Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: si ode un fragore di battaglia nell'accampamento. Mosè rispose: questo non è grido di vittoria, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta. Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spessò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polveri, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Mosè disse ad Aarone: che ti ha fatto questo popolo, che gli hai attirato addosso un così grande peccato? Aarone rispose: l'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. Essi mi hanno detto: faccia un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. Io ho detto loro: chi ha di loro se lo levi di dosso? Essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aarone lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: chiunque è per il Signore, venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ed egli disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele: ognuno di voi si metta la spada al fianco. Percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Poi Mosè disse: consacratevi oggi al Signore, ciascuno a prezzo del proprio figlio e del proprio fratello, e il Signore vi conceda oggi una benedizione. L'indomani Mosè disse al popolo: voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò dal Signore. Forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò al Signore e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un Dio d'oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato, se non ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Il Signore rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me
quello cancellerò dal mio libro. Ora va, conduce il popolo dove ti ho detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. E il Signore colpì il popolo, perché esso era l'autore del vitello che Aarone aveva fatto. Capitolo 33. Il Signore disse a Mosè: va, sali di qui, tu con il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua discendenza. Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei. Egli vi condurrà in un paese dove scorrono il latte e il miele, ma io non salirò in mezzo a te. Perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino. Quando il popolo udì queste dure parole, fece cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti. Infatti il Signore aveva detto a Mosè: di ai figli di Israele: voi siete un popolo dal collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Ora dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare. E i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Oreb in poi. Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dell'accampamento, a una certa distanza dell'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. E chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno, che era fuori dell'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè, finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva in colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Or il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Mosè disse al Signore: vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto: io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà,
proclamerò il nome del Signore davanti a te. Farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca nel masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Capitolo 34. Il Signore disse a Mosè: taglia 2 tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime 2 tavole che hai spezzato. Sii pronto domani mattina e sali al mattino su Monte Sinai e presentati a me sulla vetta del monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte. Greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò 2 tavole di pietra, come le prime, si alzò la mattina di buon'ora, salì su Monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le 2 tavole di pietra. Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla 1000ª generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocenti, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla 3ª e alla 4ª generazione. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità, il nostro peccato, e prendici come tua eredità. Il Signore rispose: ecco, io faccio un patto. Farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non sono mai state fatte su tutta la terra, né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io scaccerò davanti a te gli Amorei, i Cananei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei. Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventino in mezzo a te una trappola, ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattere i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei, potrà avvenire che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici. Prenda delle loro figlie per i tuoi figli e le loro figlie si prostituiscano ai loro dei e inducano i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei. Non ti farai dei di metallo fuso. Osserverai la festa degli asini
per 7 giorni al tempo fissato del mese di Abib. Mangerai pane asimo, come ti ho ordinato, poiché nel mese di Abib tu sei uscito dall'Egitto. Ogni primogenito è mio è ogni primo parto maschio di tutto il tuo bestiame, del bestiame grosso e minuto, ma riscatterai con un agnello il primo nato dell'asino, e se non lo vorrai riscattare, gli romperai il collo. Riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli. Nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Lavorerai 6 giorni, ma il 7° giorno ti riposerai. Ti riposerai anche al tempo dell'aratura e della mietitura. Celebrerai la festa delle settimane, cioè delle primizie della mietitura del frumento, e la festa della raccolta alla fine dell'anno. 3 volte all'anno ogni vostro maschio comparirà alla presenza del Signore Dio, che è il Dio di Israele. Io scaccerò davanti a te delle nazioni e allargherò i tuoi confini. Nessuno oserà appropriarsi del tuo paese. Quando salirai 3 volte all'anno per comparire alla presenza del Signore, che è il tuo Dio, non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me, e il sacrificio della festa di Pasqua non sarà conservato fino al mattino. Porterai alla casa del Signore, il tuo Dio, le primizie dei primi frutti della tua terra. Non coscerai il capretto nel latte di sua madre. Poi il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele. E Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane e non beve acqua. E il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto e 10 comandamenti. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le 2 tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Aarone e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò e Aarone e tutti i capi della comunità tornarono a lui. E Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo, finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. Amen. Leggiamo ancora Filippesi capitolo 3. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne,
Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io circonciso l'8° giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basta sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo in cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non tengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelli che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Amen. Gloria a Gesù. Una benedizione questa parola di oggi che parla della attesa. Vorrei menzionare e fare un commento sull'attesa. Quanto di noi perdiamo l'opportunità perché non siamo pronti ad aspettare. Aspettare non è facile. Il modo da aspettare è tramite lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non riusciamo ad aspettare. Perché? Perché la nostra carne non piace l'attesa. La nostra carne non è paziente
e quindi il popolo era lì davanti a quello scenario, perché la Bibbia dice che agli occhi del popolo Mosè, quella nuvola che coinvolgeva Mosè, era come fiamma, era come fuoco, e come Mosè non scendeva nel tempo del popolo, il popolo si è corrotto e ha fatto Aarone fare un Dio a loro. Quante volte nella nostra vita le circostanze, il momento, la situazione ci fa perdere la pazienza, ci coinvolge a punto di dire basta, non ce la faccio più, e prendiamo attitudini, facciamo ciò che non piace al Signore, e le nostre scelte generano perdita. Quando noi non aspettiamo, c'è un danno. Quando noi non aspettiamo, ci sono perdite. E la Bibbia dice che in quel giorno 3.000 uomini sono caduti, sono morti. Non so questa mattina perché lo Spirito Santo sta parlando così, ma parla a me e a te. Aspetta ancora, non esci del tuo posto. Aspetta ancora il Signore. Stai dove il Signore ti ha messo. E la Bibbia dice che per causa della mancanza di pazienza ci sono molte persone perdendo la benedizione per la mancanza di pazienza. E la parola da riflettere in questa giornata è pazienza. Vi auguro una buona giornata, che Dio vi benedica, un abbraccio grande, non sei solo, ok? Lascia tuo mi piace, condivide, ti iscrive, pigia sul campanello delle notifiche e continua con noi. Padre, ti ringraziamo per questa parola e per questa mattina di preghiera. Sia con noi, con il tuo popolo, che la tua presenza sia con noi. Signore, che la tua presenza sia con noi. È questo che ti chiediamo, in nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con tutti, oggi, domani, per sempre. Noi diciamo Amen. Ciao a tutti, buona giornata. Stai piangendo perché se con te hai tuo Dio che si cura di te, non dimentica mai. E
Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos.